In questi anni lo staff del marchio ha lavorato molto sulla progettazione. In particolare avevamo bisogno di un'altra esca morbida da aggiungere a quelle già presenti in catalogo. Ci serviva uno shad, un'esca che potesse essere utilizzata in varie situazioni, sia in acqua salata che in acqua dolce. Ma doveva essere un prodotto particolare, dalla forma sì abbastanza classica ma caratteristica, in modo da renderlo veramente diverso dalle altre esche. E così è nato il Beaver Tail, coda di castoro, caratteristica che lo rende particolare rispetto alle altre esche. Il suo nuoto è contraddistinto da un movimento particolarmente sinuoso della coda che si sposta side to side sull'asse del corpo dell'esca. Abbinamento ideale di quest'esca è il Flash Hook, un amo da swim bait dimensione 4.0, piombato 3/16 di oncia con underspin, palettina che può essere willow o colorado, con girella che aggiunge ancora più attrattiva e sonorità all'esca. Il tutto resistente alla corrosione, sia nelle versioni freshwater a marchio Gecko che nelle versioni saltwater a marchio Seaspin. Abbiamo voluto che questo prodotto potesse essere utilizzato dagli spinner nelle condizioni più disparate, negli spot più diversi, sia in acqua dolce che in acqua salata, ottenendo in entrambi i casi grandi risultati. Troverete prossimamente questo prodotto nei negozi che trattano il marchio Seaspin e il marchio Gecko in 8 colorazioni differenti, 4 dedicate all'acqua dolce, 4 dedicate all'acqua salata, in 3 confezioni differenti. Una il combo classico amo ed esca morbida, un'altra confezione con le esche morbide solamente e un'altra confezione con gli ami Flash Hook. Abbinamento ideale per questa nuova esca è sicuramente la nostra Labrax Air, l'ultima produzione, la piuma di casa Seaspin. Andiamo tutti a pesca.